Arrestato un pregiudicato 65enne italiano, ritenuto il responsabile di lesioni permanenti al volto nei confronti di due clochard stranieri. L'attività investigativa della squadra mobile di Milano, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha consentito di ricostruire la dinamica dell'aggressione avvenuta la sera del 29 giugno 2020 in centro a Milano, ai danni dei due uomini senza fissa dimora, oltre a ripercorrere il tragitto di fuga dell'autore, che è stato successivamente identificato anche grazie al contributo dei testimoni. L'autore degli sfregi ha avvicinato la prima vittima che dormiva sotto i portici di Corso Garibaldi e dopo averlo svegliato lo ha attinto al volto con alcuni fendenti, lasciandolo ferito a terra. Le due vittime sono state successivamente ricoverate in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli Fratelli e dimesse il giorno successivo, con numerosi punti di sutura ai volti. Nella giornata di lunedì 10 agosto, il personale della selezione furti e rapine della squadra mobile di Lecco ha sottoposto un cittadino lecchese di 36 anni agli arresti domiciliari su richiesta del PM, la dottoressa Angeleri. Il malvivente, appena terminato il lockdown, si era reso responsabile di più di 10 episodi di furto con scasso, danneggiando e derubando bar, autolavaggi, distributori di benzina e distributori comunali dell'acqua, pur di depredare contanti e monete dalle casse automatiche. In alcuni casi, il malfattore riusciva a impossessarsi di tabacchi e di gratta e vinci che rivendeva al mercato nero. Dai furti accertati, il 36enne è riuscito a impossessarsi complessivamente di circa 13.000 euro, arrecando danni quantificabili in diverse migliaia di euro. Gli interventi di bonifica dell'amianto nella scuola dell'infanzia di via Crescenzago termineranno prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta ha rassicurato che l'impresa terminerà la bonifica entro settembre, in modo da poter riprendere rapidamente la ristrutturazione del complesso, iniziata nell'agosto dell'anno scorso e sospesa a causa del ritrovamento di un pavimento vinilico con tracce di amianto nella colla sottostante il pavimento esistente. Terminata la rimozione degli strati di colla della superficie calpestabile della scuola, riprenderanno i lavori precedentemente previsti, la realizzazione di murature in cartongesso e la posa di porte tagliafuoco, la sostituzione di tutti i materiali di rivestimento, pavimenti e controsoffitti che non possiedono la certificazione antincendio e la sostituzione degli impianti elettrici. Nella mattinata di giovedì 13, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni in quanto ricercato dalle autorità francesi per aver ucciso un uomo a seguito di un litigio. I poliziotti, impegnati in mattinata nell'operazione Alto Impatto presso la stazione di Milano Centrale, dopo aver avuto la certezza della presenza del giovane nel territorio italiano, si sono subito prodigati sulle sue tracce, in quanto da segnalazioni del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia non si poteva escludere che l'uomo si trovasse nel capoluogo lombardo e potesse utilizzare il treno per gli spostamenti. Durante le ricerche, i poliziotti hanno notato il soggetto poco distante dalla stazione di Milano Centrale. Subito bloccato, il fuggitivo è risultato essere effettivamente la persona ricercata dalle autorità francesi. Il tunisino è stato così associato al carcere di San Vittore in attesa dell'estradizione.